È stata una partita molto combattuta con tanti errori da una parte e dall'altra e qualche scelta arbitrale da rivedere, ma la Fortitudo Agrigento con molta grinta e un pizzico di fortuna ha vinto la prima partita in casa del campionato contro Andrea Costa Imola e portando a casa 2 punti importanti. I ragazzi del coach Quilici partono subito bene, vincendo il primo quarto 17-14. La squadra regge bene sulle spalle di Cagliazza e Piccone, con Chiarastella sempre pronto a supportare la squadra e mettere dentro punti pesanti. Finirà in doppia cifra a 10 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. I primi 2 citati chiudono a quota 14. In doppia cifra anche il pivot Martini con 10 punti, in perenne contrasto durante la partita con il fratello Lucio, avversario sul campo tra le fila di Imola. La squadra perde smacco, i veterani non riescono a incidere e i giovani faticano a imporsi sul campo. Saranno 2 triple di Piccone e un canestro di Miccoli a riaprire il match e riportarlo avanti per Agrigento con un finale thriller che porta la nostra squadra a vincere di un solo punto. Si tornerà a giocare domenica al Pala Moncada contro il Desio, ferma durante il turno infrasettimanale e quindi più riposata. Coach, è un finale molto combattuto e anche molto discusso, con scelte arbitrali da rivedere o comunque discutibili, però la Fortitudo vince in casa, vince di un punto e porta a casa 2 punti importantissimi. Lo dico alla seconda di campionato, gli arbitri è bene non parlare, anche perché siamo alla seconda, abbiamo fatto disastri noi, disastri loro, e ovviamente gli arbitri devono prendere un po' la mano anche sul livello del gioco e sul livello delle chiamate, immagino, per cui questa è una parte che comunque non possiamo controllare. È stata una partita dove gli ultimi 3 minuti sembrava il Benny Show, tra gente che inciampava, pallone persi, gente che scivolava da tutte e 2 le parti. Mi posso considerare fortunato, posso considerare che è stata una vittoria agguantata con un po' di fortuna ma anche con un po' di carattere, perché alla fine abbiamo sofferto molto la fisicità degli avversari a rimbalzo in attacco, ne hanno presi 9 a metà partita, siamo riusciti a contenerlo meglio nel terzo e nel quarto quarto, ne hanno presi 6, però onestamente ne hanno presi 4 negli ultimi 5 minuti dove c'è stata un po' di bagarre, e per noi, per taglia fisica e anche per caratteristiche tecniche, possiamo soffrire contro esterni di quel peso, di quella forza. La parte positiva è che abbiamo fatto dei momenti di buonissima pallacanestro, soprattutto difensivamente. Rispetto alla partita di Lumezzane siamo stati molto più concentrati sugli obiettivi, molto più concentrati rispetto a molto poco che abbiamo fatto con Lumezzane, e quindi non assolutamente ancora a livello per questo campionato. Abbiamo giocato contro una squadra solida, perché Imola è una squadra bella allenata, solida, che ha dei riferimenti ben precisi, ha buonissimi giocatori, specie nei primi 5, e finché siamo riusciti a stare sul piano, concentrati, perché poi non è un discorso semplicemente di riuscirci a stare, ma concentrati sugli obiettivi, abbiamo fatto delle buone cose. In attacco ci manca ancora un po' quella confidenza di capire il momento di quando giocare insieme, quando giocare, magari isolarsi un po', quando cercare di sfruttare certi vantaggi, e su questo ovviamente alla seconda di campionato, data anche la nostra età e il fatto che tendenzialmente la maggior parte della squadra è nuova, credo che sia dato più evidente che serva ancora un pochino di tempo per trovare la quota. Dove è stata oggi più forte la Fortitudo? Ma siamo stati bravi a non abbatterci nel momento in cui probabilmente loro stavano giocando una pallacanestro migliore della nostra, ma a mangiare un po' di spazi, a contestare i tiri, comunque Klanishek, anche se ha fatto mi sembra 14 se non mi sbaglio, 18, no 14, siamo riusciti a contenerlo, siamo riusciti piano piano a crescere nelle cose che davano più vantaggio a Imola, quelle che hanno dato più vantaggio nel primo tempo. Piano piano, tolto lì, abbiamo preso poi fiducia in attacco. Talento offensivo onestamente non ci manca di più di giocare insieme, di ridurre il numero di palle perse, perché anche oggi 16 è un numero eccessivo, soprattutto perché le palle perse, se le perde Miccoli che è un 2006, diciamo, fa parte del percorso, se le perdono i giocatori un pochino più esperti nei momenti topici
fa un po' meno parte del percorso, diciamo che forse dobbiamo essere un pochino più concentrati su quelli che sono gli obiettivi. Si comincia giocando ogni 3 giorni, domenica si torna subito in campo di nuovo qui al Pala Moncada, quindi la sconfitta lumezzana e la vittoria di oggi ti danno dei segnali per affrontare in così pochi giorni poi un'altra partita? Beh sì, contando che di fatto Imola l'abbiamo preparata a chiacchiere senza allenarsi, e così faremo con Desio, che tra l'altro ha un vantaggio non da poco per questa partita, perché questo infrasettimanale lo ha saltato perché recupererà il 22. Quindi sì, ci sono dei segnali incoraggianti del fatto che siamo stati bravi comunque a non portarsi troppe tossine addosso della sconfitta passata, dovremmo invece essere un po' bravi a portarsi dietro un po' di entusiasmo, e comunque devo dire siamo stati bravi a togliere degli errori soprattutto sulla parte difensiva, che ci ha dato la chance oggi di portarla via con un po' più di concretezza. Lele, è un finale abbastanza thriller, un campionato così è difficile da reggere, però è una vittoria importantissima questa. Sì, vogliamo reagire dalla sconfitta di domenica, sappiamo che questo è un campionato comunque difficile, vogliamo dare sempre il 100% di noi stessi. Abbiamo rispettato il piano partita dell'allenatore, l'abbiamo preparato anche in poco tempo, però volevamo la vittoria e l'abbiamo portata a casa. Quanto è stato difficile battere Imola? È stato difficile, è una squadra abbastanza competitiva con giocatori comunque di esperienza, giovani ma molto talentuosi. Però alla fine l'abbiamo portata a casa, siamo contenti e prepariamo da domani la partita in casa di domenica. Senti la responsabilità sulle spalle, in parte è sulle tue mani il gioco della squadra? Sì, no, quest'anno per me è fondamentale, è molto importante per me, voglio crescere da molti punti di vista. Soprattutto oggi ci tenevo a far bene perché, essendo la festa dei nonni, mia nonna è venuta a mancare un mese fa, quindi volevo portare ancora di più alla squadra il mio contributo oggi, quindi dedico la vittoria della mia squadra a mia nonna.